Con i primi freddi sono tornato nel bosco a cercare qualche fungo invernale e ho trovato qualche Hygrophorus russola, qualche leccino e un Cantarellus solitario. Ci farò un sugo rosso per la pasta che non consumerò subito ma successivamente. Inizio col prendere qualche profumo d'erba, intanto un po' di prezzemolo e vado a tritarlo finemente, poi ci aggiungerò uno spicchio d'aglio, ecco qui ancora un pochino, prendiamo lo spicchio d'aglio, anche questo lo tritiamo finemente, poi andiamo a prendere una fogliolina d'alloro. Una parte di questa foglia vado a sminuzzarla, taglio ecco, un pezzetto piccolo, lo faccio prima a striscioline sottili, poi faccio la stessa cosa con una mezza foglia di salvia, questa parte la butto perché rimane dura. E ci siamo, metto da parte i miei profumi e vado a affettare i miei funghi, qualche leccino, così, a fettine sottili. Sto usando dei funghi molto giovani. Questo è il Cantarellus che era rimasto nel bosco e questo è il Hygrophorus russola, ne prendo un paio e li faccio a fettine sottili. Ecco, ne prendo un quantitativo sufficiente per fare la mia pasta e poi sul fuoco la mia wok, un fondo di olio extravergine d'oliva, appena sarà caldo al punto giusto metto a soffriggere le mie erbette, ci aggiungo anche altre foglie intere d'alloro e di salvia, un pizzico di peperoncino e poi vado ad aggiungere un paio di stimmi di zafferano. Li metto così senza neanche triturarli, li metto proprio interi, giusto per dare un leggero profumo di zafferano. Li lascio andare un pochino, poi aggiungo i miei funghi. Li lascio andare nella mia wok per qualche minuto, quando inizieranno ad appassire ci aggiungo una saltata e vado ad aggiungere un pizzico di sale, una macinata di pepe, così, lascio andare ancora un po' e poi vado a sfumare con del vino bianco per dare un ulteriore profumo. Alzo un po' il fuoco per fare evaporare la parte alcolica e aggiungo la mia passata di pomodoro. Lascio cuocere così per 10-15 minuti, poi il sugo lo metto da parte e lo userò domani per fare la mia pasta. Ho messo a bollire delle pennette che vado a scolare col sugo nel fondo del piatto, aggiungo una grattugiata di grana padano e vado ad assaggiare. Buonissimi. Ecco a voi
le nostre pennette ai funghi e sapori di Sardegna. Provatele e fateci sapere se sono piaciute anche a voi.